Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Una tragedia sul lavoro sconvolge la comunità di Messina. La vittima, il 53enne Giacomo Marcimino, è stata colpita alla testa da una pressa. Vani soccorsi. Tragedia sventata a Palermo, dove un uomo di 40 anni si è barricato in casa e ha minacciato di farsi esplodere in presenza dei propri genitori. Lite tra due medici a suon di pugni nell'ospedale Papardo di Messina. Il commissario del nosocomio istituisce una commissione interna per indagare su quanto accaduto. Incidente lungo la tratta Palermo-Mazzara, coinvolte due auto con uno dei conducenti che è rimasto intrappolato all'interno del veicolo. La protezione civile regionale non comunica alcun allerta meteo per la giornata di domani. Il sole è il protagonista in Sicilia, con temperature in linea con la stagione primaverile. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 13:30.